Martedì 15 ottobre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Fra poco da Emanuela con i quotidiani di oggi, quelli regionali, ma intanto le notizie. Cominciamo con la cronaca. Liberi i picciotti di Messina Denaro nel processo che si celebra a Palermo. Cade in appello un aggravante, una pioggia di scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia cautelare. Pene ridotte e scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia cautelare è quanto ha deciso la Corte d'Appello di Palermo per alcuni fedelissimi di Matteo Messina Denaro, che nelle prossime ore torneranno liberi. La pronuncia è giunta su indicazione della Cassazione dopo che questa aveva annullato con rinvio la sentenza, rendendosi necessario un nuovo processo di appello, e dopo il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell'attività mafiosa e alcune ipotesi di estorsione. Tra coloro che beneficeranno degli sconti di pena ci sono Nicola Accardo di Partanna, detenuto al 41 bis, passato da 15 a 10 anni, e Vincenzo Lacascia di Campobello di Mazzara, il paese in cui si nascondeva Messina Denaro, che si è vista ridotta la pena a 9 anni e 8 mesi. Il processo, che si celebrava in abbreviato, nasce da una indagine della DDA di Palermo che coinvolgeva anche il cognato di Matteo Messina Denaro, Gaspare Como, che ha scelto il rito ordinario. Nell'inchiesta sono emersi, tra l'altro, l'interesse del clan per il settore delle scommesse online, oltre a diverse estorsioni e danneggiamenti. Il processo nasceva dal blitz anno zero del 2018, condotto da carabinieri del ROS DIA e Squadra Mobile. Originariamente tra gli imputati c'era anche Rosario Allegra, marito di Giovanna Messina Denaro, sorella del boss latitante, morto in carcere. Il venir meno dell'aggravante in Cassazione ha imposto una riduzione della pena in appello che ha determinato la scadenza dei termini di custodia cautelare per 10 imputati. Ed Emanuela, vengo subito da te per questa notizia. Sì, una notizia che ha veramente dell'incredibile. Vediamo su Repubblica Palermo il caso, scadono i termini di custodia, liberi 11 uomini di Messina Denaro. Tra gli scarcerati, nonostante la condanna, 2 boss al 41 bis, come abbiamo sentito anche appunto nel servizio che la regia ha mandato in onda. E poi andiamo a vedere anche la pagina della Sicilia con liberi i picciotti di Messina Denaro, cade in appello un aggravante, pene ridotte, pioggia di scarcerazioni, compresi 2 boss fedelissimi reclusi al 41 bis per scadenza dei termini di custodia cautelare. Grazie, un'altra notizia, un altro fatto, un calcio al razzismo. Parliamo per l'appunto di quanto accaduto qualche giorno fa a Santa Teresa di Riva durante una partita di campionato di eccellenza. Un giocatore colombiano si è ribellato ai bu razzisti e ha lasciato il campo. Non capisco quest'odio. Una passeggiata il giorno dopo in centro a Messina per cercare di smaltire l'amarezza, la rabbia, la delusione nelle orecchie di Jairo Allegria, calciatore colombiano della Ionica di Santa Teresa. Ci sono però ancora quei cori, i bui, gli insulti ai tifosi del Città di Avola che lo apostrofavano in maniera razzista da 45 minuti durante la partita del campionato di eccellenza. Lui si è seduto in mezzo al campo e ha detto basta, sostenuto dai suoi compagni, alla società. Si sono fermati tutti, con l'arbitro costretto a sospendere la partita sul 3-0 per gli ospiti. He sentido qualcosa 20 minutos que ha iniziato la partita de cántico racista de la tifosi de la squadra rival. Che ti dicevano? Nero, me facevano bu bu come in canto de, non lo so, simio e questa cosa. Poi a un certo punto non ce l'hai fatta più? No, non me l'ha fatto più perché già erano assai, già si sentiva troppo. Intanto la tifosi nostra hanno chiesto che perché facevano questo, che già la partita praticamente era finita e non lo so perché. Ne hai parlato anche con l'arbitro? Sì, lui mi diceva che restavano 15 o 20 minuti che giocare, ma non me la faceva più. La cosa bella è che tutti i tuoi compagni poi sono stati con te. Sì, loro mi dicevano che si voleva continuare, che loro facevano lo che io volevo fare, che loro stavano con me. Emanuela, allora.
Abbiamo sentito appunto le parole del protagonista di questa triste vicenda. Vediamo sulla pagina 8 della Sicilia la rivolta di Allegria in un calcio triste. Non capisco questo odio, il caso a Santa Teresa di Riva, in eccellenza la squadra del colombiano sommerso appunto dai Bu lascia il campo. In 8 anni di carriera calcistica si è sfogato, non mi era mai capitato qualcosa del genere, non ce l'ho fatta a restare in campo. Parliamo di Ponte sullo Stretto. Le integrazioni fornite dalla società Stretto di Messina per gli ambientalisti non risolvono il grave impatto ambientale. In oltre 600 pagine le osservazioni sul progetto. E Salvini parla di delirio italiano. Il ponte sullo Stretto di Messina è un progetto dall'impatto ambientale gravissimo e irreversibile, non compensabile né mitigabile. A scriverlo nero su bianco una decina di associazioni, tra loro Legambiente e WWF, oltre ai comitati No Ponte, che hanno presentato alla Commissione Valutazione Impatto Ambientale del Ministero nuove osservazioni al progetto del ponte, contestando nel metodo e nel merito le integrazioni depositate alla società Stretto di Messina un mese fa, in risposta alle richieste della Commissione stessa. I 39 tecnici ed esperti che hanno studiato i documenti prodotti in oltre 600 pagine spiegano le motivazioni del loro netto dissenso all'opera, definendo il ponte un progetto ideologico voluto politicamente, indipendentemente dalla sua utilità e realizzabilità, senza che venga analizzato il rapporto costi non solo economici ma anche ambientali e benefici. Nel documento gli ambientalisti lanciano un ulteriore allarme. La realizzazione del ponte interverrebbe in una carenza idrica conclamata. Associazioni e comitati hanno documentato il reale impatto del fabbisogno idrico dell'opera. Il ponte viene inoltre definito un'opera non trasparente che inutilmente e falsamente si cerca di far apparire ben inserita nel paesaggio. È un'opera che continua, prima ancora non solo di essere costruita, ma progettata nella sua, diciamo, definitiva poi versione, quella del ponte, continua a fare discutere. Il ponte delle polemiche lo potremmo definire. Vediamo sulla Gazzetta del Sud, ponte troppi e troppo forti gli impatti. Le associazioni ambientaliste e i comitati del no nelle 600 pagine delle osservazioni prodotte dalla MASE, il Ministero dell'Ambiente, ribadiscono la loro tesi. Non si tiene conto dell'effetto cumulo. Pietro Ciucci, la D appunto della Società dello Stretto, dice: risponderemo come abbiamo sempre fatto, ma il loro è un approccio arrogante volto a fare indebita pressione sulla Commissione VIA. E poi vediamo anche sulla Sicilia, ponte demolito dagli ambientalisti. È carina, tra virgolette, demolito, ancora deve essere costruito, però è già stato buttato giù. Salvini, delirio soltanto italiano. Osservazioni di associazioni e comitati alla Commissione appunto VIA, ricordiamo significa valutazione di impatto ambientale, impatto gravissimo. Adesso però voltiamo ancora pagina, parliamo di quanto accaduto a Palagonia qualche giorno fa, parliamo di monopattini, la morte di un dodicenne che viaggiava proprio su uno di questi diciamo, mezzi per spostarsi in maniera rapida, riaccende il dibattito sulla pericolosità proprio dei monopattini. Serve una regolamentazione fatta di obblighi e di sanzioni. L'ultimo caso a Palagonia nel fine settimana, stavolta drammatico. Un ragazzino di 12 anni ha perso la vita e un coetaneo che era con lui sullo stesso mezzo è rimasto ferito e fortunatamente non è in pericolo di vita dopo il ricovero d'urgenza al Policlinico di Catania. Entrambi viaggiavano su un monopattino quando sono stati investiti da un'auto in via Garibaldi. Illeso l'automobilista. I monopattini elettrici possono rappresentare un serio pericolo per la sicurezza stradale perché spesso vengono visti come un gioco. Molti utenti, soprattutto i più giovani, li usano senza indossare le protezioni necessarie come il casco o il giubbotto catarifrangente, aumentando così il rischio di incidenti gravi. E per adottare queste misure di prevenzione non c'è bisogno di alcuna legge, basta il nostro buonsenso. Il caso di Palagonia riapre la difficile questione di regolamentare attraverso obblighi e sanzioni l'utilizzo dei monopattini. I numeri, come sempre in questi casi, parlano chiaro. Nel 2023 i morti su monopattino sono stati 21, nel 2024 abbiamo già raggiunto quota 14, senza contare le migliaia di feriti gravi. Attendiamo con ansia la regolamentazione che verrà introdotta dal nuovo codice della strada, anche perché il monopattino può rappresentare un veicolo
di grande aiuto per la mobilità sostenibile e smart delle nostre città. Il nuovo codice della strada nel 2024 introduce anche nuove regole. Per i monopattini una delle novità più rilevanti è l'obbligo di dotarsi di una targa e di un'assicurazione. L'obiettivo è quello di responsabilizzare i conducenti e garantire una maggiore sicurezza sulle strade. Questo vuoto normativo però mette in difficoltà le forze dell'ordine, che non riescono ad operare soprattutto nella prevenzione. Adesso sentiamo proprio il parere delle forze dell'ordine. Comandante, fino a qualche anno fa non eravamo abituati a vedere tutti questi monopattini per le strade delle città. Oggi è diventato un mezzo comune di trasporto. Assolutamente, il monopattino oggi è uno degli attori della circolazione stradale e il suo utilizzo comunque deve rispondere a precise regole previste dalla normativa vigente. Il primo e importante consiglio che possiamo dare ai nostri teleascoltatori è quello di vestire il giubbetto catarifrangente o le bretelle catarifrangente in orari notturni. L'utilizzo del monopattino è inibito ai minori di 14 anni e fino ai 18 anni è obbligatorio l'uso del casco. Ci sono delle regole da seguire, altre sono in modifica con il nuovo codice della strada. Si parla di casco, assicurazioni, targa. Allora, le nuove regole sono in fase di aggiornamento, sono in fase di emanazione, prevederanno l'utilizzo obbligatorio del casco per tutti gli utenti, sia maggiorenni che minorenni, il registrare il monopattino e quindi avranno una vera e propria targa e inoltre l'obbligatorietà dell'assicurazione RCA. Quali sono le infrazioni più frequenti che riscontrate? Ma spesso l'utente che utilizza il monopattino crede di non doversi fermare al semaforo rosso, oppure l'utilizzo delle frecce, quindi l'indicatore di direzione che è obbligatorio. Si sente di dare un consiglio a tutti quegli utenti che utilizzano il monopattino nelle strade delle città? Sì, allora rispettare innanzitutto le regole e i limiti di velocità. Per adesso è un consiglio, ma oltre a essere obbligatorio per gli utenti fino a 18 anni, il vestire il casco comunque può salvare la vita. Emanuela, partiamo da qui per l'ultimo segmento, diciamo, di notizie sui quotidiani regionali. Sì, sulla pagina di Catania della Sicilia vediamo appunto la notizia di questo bambino che è morto per agonia, disposta l'autopsia per il 12enne morto in monopattino. I carabinieri prelevano le immagini di videosorveglianza della zona e ricordano le regole, come abbiamo sentito, per una guida sicura. Il comandante del nucleo radiomobile dell'Arma dice vietati agli under 14 e poi sarà lutto cittadino a Palagonia nel giorno dei funerali di Simone Lagone, il bambino appunto travolto mentre era in monopattino con un coetaneo rimasto ferito in maniera lieve sabato pomeriggio in via Giuseppe Garibaldi. Ancora ci sono le parole appunto del maggiore dei carabinieri Francesco Cantarella in questo articolo, che ricorda anche le sanzioni per chi non rispetta le regole. Oscillano tra i 50 e i 250 euro, da 100 euro a 400 per chi circola con un monopattino truccato, ossia che presenta requisiti tecnici diversi da quelli richiesti dalla legge, perché capita anche questo purtroppo, che questi mezzi vengano truccati. Andiamo a vedere allora la rassegna stampa regionale. Angelo, partiamo dalla prima pagina di Repubblica, che apre con i misteri ancora di via D'Amelio. La verità non si prescrive, l'appello di Lucia Borsellino a sostegno dei PM nisseni. E poi la notizia: scadono i termini, 11 boss in libertà. Andiamo a vedere anche le altre notizie. Oggi all'Ars il voto per le donne in giunta, il patto lombardo, la galla per quanto riguarda la politica regionale. La Conte dei Conti boccia il piano sul digitale e la giunta lo ritira. Il caso riportato oggi in prima pagina. E poi c'è un'altra notizia, la vediamo in questa
Fotonotizia, Enna, i drappi del disonore, il vescovo si dimetta. Ancora fedeli in protesta contro il vescovo di Piazza Armerina che avrebbe coperto i reati commessi da Don Rugolo. Andiamo a vedere all'interno di Repubblica Palermo intanto la notizia di apertura con l'intervista a Lucia Borsellino che fa un appello: diteci la verità, nostro padre tradito da un amico dentro la procura di Palermo. Il diritto alla verità non ha prescrizione come il delitto di strage. Siamo grati ai PM di Caltanissetta per i loro sforzi. E poi ancora le parole di Lucia Borsellino: ora è necessario non trascurare nessun ambito delle indagini per cercare di capire cosa accadde veramente nel 1992. Andiamo ad altre notizie. Dicevamo oggi in giunta si torna a discutere di questa norma per fissare la quota delle donne nelle giunte. Donne in giunta il giorno del voto, ecco le norme della discordia. Alla prova d'intesa sulla 40%, cioè fissare la quota, recepire anche quella che è la normativa nazionale che vuole appunto il 40% di componente femminile all'interno delle giunte, mentre in prima battuta l'ARS aveva votato per il 20% e da lì la polemica. Poi il terzo mandato dei sindaci in sella anche per 15 anni, si discuterà anche di questo. Oggi ancora consigliere supplente, il primo dei non eletti al posto dell'assessore, e poi le amministrazioni allargate, il posto in più che fa gola a tanti, cioè quella proposta che era arrivata dal Movimento 5 Stelle ma che era piaciuta, aveva incassato il sì in maniera trasversale, di ampliare il numero dei componenti delle giunte, quindi assessori in più. Poi andiamo a vedere a Enna cosa sta succedendo. Ancora braccio di ferro tra i fedeli e il vescovo. Hai protetto un pedofilo. Queste sono le parole appunto dei comitati, dei fedeli che scendono in piazza per protestare. Loro indossano dei bavagli viola e continuano a chiedere le dimissioni di Gisana. Il legale della diocesi però lo difende, dice mai violato il diritto. Andiamo a vedere velocemente anche la prima pagina della Sicilia, quindi anche gli altri quotidiani, le notizie. Intanto il ponte demolito dagli ambientalisti, e poi povera Sicilia, presentata la colletta alimentare 2024, nell'isola il banco aiuta 300.000 persone. L'Istat emarginato un giovane su 7. E poi c'è anche la politica siciliana, matrimonio tra Lombarda e La Galla, che abbiamo visto anche prima su Repubblica Palermo, e poi la Vardera che lascia il movimento di De Luca, Sud chiama Nord. La Vardera divorzia appunto da De Luca, la politica siciliana è in fibrillazione. Andiamo a vedere la notizia in primo piano, cioè la Sicilia che ha fame, aiutiamo 300.000 persone al giorno. Questo sono le parole di chi appunto attraverso la solidarietà cerca di aiutare chi non riesce ad arrivare a fine mese e soprattutto chi non riesce a fare la spesa. Colletta alimentare ha questo obiettivo, un mese all'appuntamento, nell'isola in campo 10.000 volontari. E poi nell'altra pagina, l'altra notizia che abbiamo visto sempre in apertura: un giovane su 7 è emarginato, l'anticamera delle devianze. Questo secondo l'Istat, fuga dalle scuole e pochi servizi, colloca di Unicit, dice bisogna fare squadra. Ancora, vediamo la Gazzetta del Sud di oggi che apre con questo scossone, con questo terremoto all'interno del movimento di Catano De Luca, Sud chiama Nord, che perde pezzi. Anche la Vardera lascia il partito, che adesso rischia di sparire dal Parlamento regionale. Continuano i movimenti pure a Messina, tra città metropolitana e comune.
E poi anche qui vediamo la foto dedicata al ponte, questo chiaramente è un rendering, non è la struttura che ancora deve vedere la luce, ma che è già stato fatto a pezzi dagli ambientalisti che hanno rilevato diverse osservazioni. Si valuta l'impatto sui territori e c'è la replica che abbiamo sentito prima dell'amministratore delegato della Società dello Stretto Pietro Ciucci, ma abbiamo visto anche le parole di Salvini, appunto, che parla di delirio italiano. Andiamo a vedere all'interno questo divorzio tra Lavardera e De Luca. L'annuncio del deputato dopo la conferenza stampa di sabato su questa nuova fase politica di Sud Chiama Nord che pare strizzare l'occhiolino al centro-destra. Diciamo che questo è il nodo che poi divide Lavardera da De Luca, perché Lavardera dice dovremmo entrare a far parte di questo sistema, di questo governo regionale che invece noi stiamo combattendo perché è il peggiore che ha avuto la Sicilia. Lo sfogo, non c'è dialogo e adesso il gruppo all'Ars appunto rischia di sparire. Il Giornale di Sicilia, vediamo in apertura la sanatoria, il fronte si allarga. All'Ars l'emendamento potrebbe finire nel recepimento della norma nazionale voluta da Salvini. Stiamo parlando della salva casa. Il PD contrari, faremo le barricate. Torna d'attualità appunto il piano per condonare 200.000 vecchie costruzioni lungo le coste siciliane, proposto dal capogruppo di Fratelli d'Italia. C'è l'ok della DC, la Lega sì, ma non nel salvacasa. In realtà questa è la norma per sanare, per condonare le villette che si trovano a pochi metri dalla costa. Era diciamo una proposta che veniva prima del salvacasa, si era pensato di introdurla all'interno del salvacasa, però adesso la Lega dice ok, ma non in quella legge lì appunto nazionale. Grazie Emanuela, e adesso come ogni mattina ci colleghiamo con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale, ci colleghiamo con il vice ispettore Nada Truglio, ci troviamo a Lentini, buongiorno. Buongiorno a tutti dal compartimento Polizia Stradale Sicilia orientale. Sulla 20 Messina-Palermo, a causa della chiusura del tratto compreso tra gli svincoli di Patti e Brolo in direzione Palermo, si circola soltanto sulla carreggiata opposta, quindi in direzione Messina, ma comunque la circolazione è soggetta a limitazioni distinte per categorie di veicoli e fasce orari. La viabilità alternativa è la strada statale 113. Invece sulla Catania-Palermo rimane chiuso lo svincolo di Enna in uscita per chi proviene da Catania e in entrata in direzione Palermo. Sulla tangenziale di Catania si registrano code e rallentamenti tra gli svincoli di Paese Etnei e San Giorgio in direzione sud e sulla 18 Dir svincolo di Canalicchio. Mentre sulle restanti strade e autostrade di competenza del nostro compartimento non si registrano particolari criticità. Prima di salutarvi vi ricordiamo che è fondamentale mantenere la giusta distanza di sicurezza, cioè quella distanza rispetto al veicolo che ci precede, che ci permette di, in caso di pericolo, di arrestare il veicolo ed evitare di tamponare i veicoli che ci precedono. La distanza di sicurezza va commisurata innanzitutto a quella che è la nostra velocità, quindi maggiore è la velocità, maggiore dovrà essere la velocità, la distanza di sicurezza. Inoltre essa deve essere commisurata a quelle che sono le condizioni atmosferiche e le condizioni del traffico e non da ultimo a quelle che sono le condizioni psicofisiche del conducente, quindi a quelle che sono i tempi di la prontezza dei riflessi di chi guida. Dalla Polizia Stradale è tutto, noi vi salutiamo e vi auguriamo buon viaggio. Grazie al vice ispettore Nada Truglio che ci ha parlato da Lentini per questa mattina con il collegamento con la Polizia Stradale. Noi come sempre a quest'ora diamo anche uno sguardo a quella che è la situazione traffico, una finestra sulla viabilità, sulla circonvallazione di Catania. Come vedete c'è un po' di rallentamento in direzione Mister Bianco, mentre invece è un po' più fluido il traffico in direzione Ognina e quindi come sempre a quest'ora non sono esclusi chiaramente dei rallentamenti. Adesso dobbiamo fare una breve sosta e poi torneremo da Emanuela Corsi, stavolta per la lettura dei quotidiani nazionali, per i fatti non solo italiani ma anche internazionali. A fra pochissimo.
Bentornati a Buongiorno Sicilia, come anticipato adesso è il momento della rassegna stampa nazionale ed internazionale. Emanuela. Sì, oggi in primo piano si parla soprattutto della prossima legge di bilancio che comincia a configurarsi. Allora vediamo subito il Sole 24 Ore che scrive: manovra, confermato il taglio IRPEF e poi dalle banche 3-4 miliardi in 2 anni. Oggi è una giornata molto importante sotto questo aspetto, programma perché al Consiglio dei Ministri di questa sera si parlerà del programma di bilancio, disegno di legge e decreto legge collegato. Il MEF, niente aumenti di tasse per le aziende e per le persone fisiche, specifica alla luce poi delle ultime dichiarazioni di questi giorni del ministro Giorgetti. Allora vediamo, stasera sul tavolo del Consiglio dei Ministri ci saranno il documento programmatico di bilancio che verrà varato questa sera, poi passerà la parola a Bruxelles, il decreto legge e la legge di bilancio. Confermati i tagli IRPEF, l'ambizione è quella di estendere, questa è una delle novità, la riduzione con un taglio dell'aliquota del secondo scaglione che al momento è al 35%, ma il governo sta trovando il modo per ridurla al 33%. E poi trattativa finale con le banche, questo è un nodo che divide un po' la maggioranza, per un contributo da 3-4 miliardi in 2 anni sulle imposte differite, ma non si esclude un intervento sulle stock options. Il MEF precisa appunto che non ci saranno però aumenti di tasse per aziende e per le persone fisiche. E poi una novità anche per quanto riguarda la sanatoria delle partite IVA, il conto arriva con l'alert per chi non aderisce, il cosiddetto concordato preventivo, conto della sanatoria con alert. Nei cassetti fiscali arrivano gli importi precalcolati per il ravvedimento che si riferisce al periodo 2018-2022 con un monito sulle conseguenze in caso di mancanza adesione appunto al concordato preventivo. I soggetti interessati dal ravvedimento speciale sono circa 2.700.000 partite IVA. Allora andiamo a vedere il Corriere della Sera, anche qui il catasto e tagli, l'ok del governo, quindi la manovra finanziaria, in CDM oggi anche la manovra e il decreto fiscale, sia ai contributi delle banche e ai risparmi nei ministeri, la famosa spending review annunciata dal titolare del Ministero dell'Economia che ha fatto infuriare Tajani. Vertice con Meloni, passa la linea Giorgetti, rincari per chi usò il super bonus, questo per quanto riguarda le rendite catastali degli immobili che sono stati riqualificati e sono stati ristrutturati appunto con il super bonus. Vediamo anche le altre notizie prima di vedere questo approfondimento. Intanto migranti. Arriva la prima nave verso i centri in Albania, frutto dell'accordo tra il governo Meloni e quello di Edi Rama. Mattarella, l'accoglienza sia un impegno permanente. E poi 2 notizie di cronaca, anzi ne vediamo una, suicida a 15 anni con la pistola del padre, un ragazzino che era vittima di bullismo e ha usato l'arma appunto del padre per togliersi la vita. Andiamo a vedere invece la notizia in primo piano, cioè cosa succederà con la prossima manovra finanziaria, quali sono le novità, un decreto intanto per le pensioni e poi contributo dalle banche. Potrebbe esserci un aumento delle minime per quanto riguarda le pensioni. Oggi il via libera, dicevamo, alla manovra, trattativa con gli istituti bancari. Allora andiamo a vedere cosa prevede così nella bozza questa manovra da 25 miliardi. Intanto il taglio al cuneo fiscale, il taglio diventerà permanente, ma abbiamo visto che si studia anche di ridurre il secondo scaglione e portarlo dal 35% al 33%. Poi per quanto riguarda la spesa, minori uscite dallo Stato centrale, altri 3 miliardi.
pubblico impiego, fondi per il rinnovo dei contratti e per quanto riguarda la sanità maggiori risorse per i medici e 30.000 assunzioni. Questo è quello che sta cercando di realizzare il governo con la prossima legge di bilancio. Ancora, per quanto riguarda le ristrutturazioni, il bonus casa potrebbe andare verso la conferma della quota 50%, nonostante ci sia una norma che prevede dal 2025 che questa aliquota scenda al 36%, il vice ministro Leo ha annunciato l'intenzione di lasciare il beneficio fiscale al 50%. Quindi chi ristrutturerà casa nel 2025 potrebbe ancora avvalersi di questa possibilità di tagliare del 50% le spese che con le detrazioni IRPEF. E poi un contributo extra da istituti e assicurazioni. Questo è ancora un nodo, come dire, in forse, perché è quello che divide soprattutto i due alleati di governo, Lega e Forza Italia, con il no fino a ieri praticamente di Tajani per quanto riguarda questa misura. Poi la flat tax fino a 100.000 euro, questa è una domanda, potrebbe realizzarsi, ma serve la copertura. E poi il possibile aumento per 2,5 milioni di pensionati, quindi l'aumento delle pensioni minime. Questo, diciamo, sulla carta verrà discusso questa sera appunto in Consiglio dei Ministri. Poi dicevamo, cambiamo argomento, vediamo due notizie per quanto riguarda la cronaca di questi giorni. È stato ascoltato il ragazzino di 19 anni che ha ucciso Manuel per rubargli le cuffie. Lui ha detto: ho ucciso, non è stato un granché. L'assassinio di Rozzano, Manuel ha parlato così al GIP, il giovane che ha ucciso ha parlato così al GIP, i suoi genitori insultati sui social e posti sotto protezione. E poi dicevamo l'altra notizia che abbiamo visto in prima pagina, sempre protagonista un ragazzino, in questo caso era bullizzato a scuola, si chiamava Leonardo e si è sparato con l'arma del papà. È successo ad Ancona, i genitori avrebbero incontrato oggi il preside, la madre lo hanno voluto distruggere. Queste le parole appunto dei genitori. Andiamo a vedere la prima pagina del Resto del Carlino. Blitz di Meloni, subito ok alla manovra. La Premier accelera sulla legge di bilancio, questa sera il via libera. L'obiettivo è disinnescare gli scontri sui tagli tra i ministri. Nel pacchetto riduzione del cuneo e dell'IRPEF, sostegno alla natalità, misure sulle pensioni, come abbiamo visto, aiuti dalle banche, ma nessuna tassa per imprese e per le persone fisiche. E poi qui vediamo la fotonotizia dedicata proprio all'omicidio avvenuto a Rozzano, l'interrogatorio del killer. Ho rovinato 2 famiglie. La criminologa dice sempre più omicidi per provare un brivido. Basta un no per uccidere. Purtroppo sta diventando una drammatica, una tragica realtà. Il Messaggero di oggi, decreto su tasse e pensioni. Il governo accelera oggi in CDM la manovra da 25 miliardi, subito 2 miliardi per l'adeguamento degli assegni e detrazioni fiscali. In arrivo la misura sulle banche. E poi vediamo l'altra notizia di oggi in primo piano. In Albania arrivano i primi migranti, polemiche, ma l'Unione Europea approva. Vediamo velocemente proprio questa notizia. Primi migranti in Albania, Schlein parla di deportati, cioè sono deportati su una nave della Marina 16 tra egiziani e bengalesi. Mattarella interviene, accogliere è un dovere. Poi c'è l'intervista a Edi Rama, scelta umanitaria, von der Leyen parla di modello. Vediamo velocemente all'interno i primi migranti in Albania, l'Unione Europea appunto che benedice l'accordo e parla di modello. Sergio Mattarella, diciamo in maniera più calda,
cauta, dice la Costituzione, ha posto la solidarietà alle basi della nostra convivenza. Sembra quasi un po' un richiamo, quello del nostro Presidente della Repubblica, il ministro Piantedosi. I controlli avviati alle frontiere hanno dimezzato gli ingressi irregolari dalla Slovenia. E poi nelle celle dei disperati, qui vediamo alcune foto di questa struttura che dovrà accogliere appunto i migranti che verranno salvati nelle acque appunto nel Mediterraneo, 12 metri quadrati per ogni cella dove saranno ospitate 4 persone, si parla di celle addirittura. E poi Edi Rama, il premier albanese, che ha stretto questo accordo, ricordiamo che è costato all'Italia 800 milioni di euro. È un'operazione sulle spalle dell'Italia, ma i nostri agenti sono pronti ad intervenire. L'accordo con Roma non c'entra con l'adesione all'Unione, c'è chi dice che accettare i centri è condizione per entrare nell'Unione Europea. No ai ricatti. E poi velocemente ti faccio vedere anche la prima pagina del manifesto, che ha scelto oggi un titolo fortissimo: la nave dei rifiuti, 16 esseri umani intercettati in mare nella zona di soccorso italiana, caricati sulla nave militare Libra. Domani arriveranno tra le reti spinate tirate su dal nostro governo in Albania. La deportazione dei migranti è cominciata, leggi e giudici arriveranno dopo. Grazie Emanuela, torneremo da te più avanti nel corso della nostra mattinata. Adesso le previsioni meteo e poi subito dopo il primo dei nostri ospiti. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Giornata di martedì che vedrà molta nuvolosità sulla Val Padana, ma con parziali schiarite del cielo, mentre al centro-sud, dunque sulle due isole maggiori, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, dunque come in Sicilia, dove il sole sarà il protagonista assoluto, con cielo sereno al più lievemente velato, e questo comunque aggrava ulteriormente il problema della siccità in questa regione, il tutto con temperature massime che localmente sfioreranno anche i 28-29 gradi. Nessuna variazione per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, sole ancora una volta protagonista in un contesto di assoluta stabilità atmosferica, con cielo sereno o al più poco nuvoloso e venti che a tratti saranno sostenuti in particolar modo sul versante occidentale. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Vi anticipo poi che tra giovedì sera e venerdì sopraggiungerà finalmente una perturbazione che porterà fenomeni a carattere diffuso. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde. Potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto. Vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Buongiorno Sicilia, c'è il primo dei nostri ospiti della mattinata. Con noi in studio Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare Sicilia. La vostra, buongiorno intanto. Grazie mille per l'invito, buongiorno a tutti. La vostra è una missione. La vostra è un'opera di grande solidarietà, di sostegno a chi, ahimè purtroppo, sono sempre di più a difficoltà nel quotidiano, ogni giorno. Assolutamente, io sono un felicissimo volontario, presidente da 7 anni del Banco Alimentare, ma volontario praticamente da sempre, da più di 20 anni. Ho iniziato facendo lì il servizio civile, non sapevo manco cosa fosse il Banco Alimentare e me ne sono letteralmente innamorato. La formula del Banco Alimentare è semplicissima: recuperiamo cibo e lo distribuiamo a chi non ne ha. Questo lo facciamo tutti i giorni, non solo un giorno come dicevamo prima, 375 giorni l'anno, anche perché purtroppo i dati ce lo dicono, la povertà è in aumento. Do solo 2 numeri, ma per capire la situazione: in Italia in questo momento Banco Alimentare aiuta
qualcosa come 1.800.000 persone in condizioni di indigenza. In Sicilia il Banca Alimentare aiuta attraverso 700 strutture caritative, perché il Banca Alimentare non aiuta direttamente le persone in condizioni di disagio, ma strutture caritative che a sua volta aiutano, quindi aiutiamo chi aiuta. E i numeri sono in Sicilia molto forti, purtroppo. 280.000 siciliani aiutati in questo momento ogni giorno da Banca Alimentare. Sono numeri che fanno pensare e fanno riflettere. Da 28 anni siete presenti, lo fate un giorno all'anno per questa raccolta, una raccolta che mette insieme generi di ogni tipo. Chiaramente è preferibile che sia una lunga scadenza in modo che possano essere poi distribuiti nel corso delle settimane, dei mesi e anche dell'anno. Quanti sono i vostri addetti, i vostri volontari nel caso specifico? Noi siamo conosciutissimi per la colletta. Un giorno l'anno, quest'anno sarà celebrata il 16 di novembre, tra l'altro in un fine settimana particolare, perché è il fine settimana indetto dal Papa Francesco per la giornata mondiale dei poveri, per cui facciamo coincidere la colletta con quel fine settimana lì. Un esercito gioioso, bellissimo, fatto di giovani, i miei figli in prima linea e tutti i loro compagni di classe, di meno giovani, di volontari, un esercito, una marea arancione è il nostro colore, che accoglierà gli avventori. Ci aspettiamo circa 5 milioni di italiani a donare un po' della propria spesa per chi in questo momento non ne ha. Chiediamo in particolare prodotti che non riusciamo ad avere durante l'anno nel recupero, quindi, o comunque ne abbiamo in misura minore, quindi i pelati, i prodotti scatola, il tonno, l'olio, i prodotti per l'infanzia, omogenizzati, gli alimenti infanzia. Però io dico sempre, è al buon cuore di ciascuno, se uno ha 50 centesimi, un euro nel portafoglio. Una volta facevo la battuta il chilo di pasta, ora purtroppo con 50 centesimi o un euro manco il chilo di pasta più si compra, però quello che è possibile dare, prodotti come giustamente diceva lei, a lunga conservazione. Senta, le volevo dire, l'anno scorso voi avete raccolto davvero tanto, 454 tonnellate. 454 tonnellate. Diciamo, parlavo di chilogrammi io, sì. Però è un numero impressionante, no? Di riserve alimentari che poi va conservato, avete necessità anche di poterli conservare. Sì. Ora vi darò un dato che molti conoscono ma non tutti. La colletta alimentare per il Banco Alimentare rappresenta in fondo il 5% di quello che noi distribuiamo in tutto un anno. Però noi consideri dal nostro magazzino, noi siamo dentro il MAS di Catania, quindi nella zona industriale dove recuperiamo ogni giorno prodotti freschi e non freschi, carne, pesce, prodotti dell'industria. Però quel 5% lì è fondamentale. Il primo perché la colletta alimentare è un gesto di carità, è un gesto educativo, aiuta le persone a rendersi conto dell'altro, del bisogno dell'altro, che in fondo è il nostro di bisogno. E poi dal punto di vista qualitativo è molto importante perché, come dicevo prima, recuperiamo prodotti che durante l'anno non riusciamo ad avere. Allora, ogni giorno voi siete impegnati in questa raccolta, certo non può bastare soltanto la giornata del Banco Alimentare, ma avete una rete capillare che vi consente chiaramente di poter avere un rapporto diretto con grossisti, con piccoli negozi, diciamo, di quartiere, con, che ne so io, panifici, che sono quelli che distribuiscono poi il pane porta a porta, nel senso c'è chi ogni giorno va a comprare il pane, anche lì si potrebbe fare, che ne so, 2 panini messi da parte, voi cosa fate? Li raccogliete la sera oppure avete un accordo al mattino per cui avete un certo numero di chilogrammi di pane a disposizione per indicare il pane, ma ci sono tanti altri generi di prima necessità. Noi sì, tutti i giorni recuperiamo cibo e lo distribuiamo. Siamo forti di una rete, siamo molto conosciuti, non facciamo altro che avere appunto rapporti con la grande distribuzione organizzata o con l'industria, per cui recuperiamo cibo, lo stocchiamo nelle sedi di Banca Alimentare, come dicevo, dentro il MAS e aiutiamo chi aiuta. Sono 700 in Sicilia le strutture caritative, Caritas parrocchiali, enti religiosi, enti non religiosi, tanto per non fare nomi, la Caritas di Catania, l'Help Center che c'è davanti la stazione, che aiuta
centinaia e centinaia di persone, è in convenzione con noi, viene aiutata da Banca Alimentare, questo oceano di carità che travolge tutto, perché è una festa in fondo. E poi il recupero dai supermercati anche. Abbiamo un rapporto convenzionale con tutte le grandi catene nazionali e siciliane, non faccio nomi per non fare pubblicità, però praticamente se pensate a una catena, un supermercato è in convenzione con noi praticamente, dove recuperiamo a chilometro zero. Con un rapporto convenzionale le strutture caritative più prossime al supermercato di quartiere recuperano direttamente 3 volte a settimana il fresco, il freschissimo o il prodotto prossimo alla scadenza. Questo ha un duplice impatto fondamentale, come dicevo prima, l'aspetto sociale, 280.000 siciliani, e l'aspetto ambientale. Evitiamo che tante tonnellate, solo l'anno scorso più di 2.000 tonnellate di cibo, vadano a ingrossare i nostri mari, la nostra terra, perché sarebbero diventate rifiuto e diventano invece risorsa per chi non ne ha. Solidarietà, sostegno, informazione, perché in queste settimane voi siete impegnati anche in alcune iniziative per divulgare, no? Per trasmettere quello che è il vostro messaggio, la vostra missione. Sì, ovviamente essendo prossima alla colletta, tra un mese, il 16 di novembre ci sarà la colletta, e questo è il momento per noi più di ribalta, ma tutto l'anno noi continuamente lanciamo questo messaggio, il messaggio della sostenibilità. Quanto spreco c'è in giro, l'uso consapevole del cibo, non è più possibile comprare solo prodotti che vengono dall'altro lato del mondo, il consumo sostenibile di prodotti a chilometro zero, evitiamo di distruggere questo mondo che ci è stato dato. Io da cattolico dico che tutto ci è stato dato, ci sono state date il cibo, ci sono state date le risorse, ci sono state date le persone, e allora come tale è fondamentale. Facciamo un gran lavoro nelle scuole, per cui incontriamo i ragazzi piccoli e meno piccoli a un consumo sostenibile, a evitare di riempirci la casa di prodotti continui. Pensate che quando c'è stato il lockdown si sparse la voce che non c'era più prodotto in giro, per cui la gente si riempì i frigoriferi di casa di prodotto assolutamente in eccesso rispetto alle proprie esigenze. Il Banco Alimentare lì, ma anche in altre situazioni, insieme con le strutture caritative, recupera il cibo e lo dà a chi in questo momento è meno fortunato. Allora, l'appuntamento, lo ricordiamo, è per il 16 di novembre. Abbiamo già il dato su quanti saranno i punti quest'anno che hanno aderito e che aderiranno alla vostra raccolta? Parliamo del territorio siciliano. Siciliano siamo a 1.000 abbondanti sicuramente, cioè praticamente tutti i punti vendita più importanti, ma anche quelli, come dicevo prima, di quartiere aderiscono, anche perché per la grande distribuzione organizzata in quel giorno oggettivamente si vende di più. Però devo dire che tanti sono anche con noi prossimi, sono vicini. Noi chiamiamo chi ci aiuta dalle aziende ai volontari, li chiamiamo compagni di banco. In fondo anche voi stamattina per noi siete dei compagni di banco, perché non fate altro che aiutarci in questa missione e lanciare il messaggio che insieme si può fare di più. Ma ripeto, il tema è quello del bisogno. Io faccio questo non perché mi sento più bravo degli altri, tutt'altro. Io ho bisogno di stare insieme agli altri, ho bisogno dell'altro, ho bisogno di essere voluto bene, ho bisogno che la mia vita abbia un senso. E allora aiutare queste persone qua, in cui poi ci sono tanti temi della solitudine eccetera, significa farsi prossimi a loro. Grazie al Presidente del Banco Alimentare Sicilia, Pietro Maugeri. In bocca al lupo per la raccolta del 16, ma di quest'anno, per qualsiasi cosa ogni giorno, insomma, programmate, che possa essere, diciamo, sempre centrati gli obiettivi e migliorare sempre il vostro sostegno a chi, ed è un numero crescente, ogni giorno si rivolge non a voi direttamente ma alle strutture sul territorio per avere chiaramente assistenza e per essere supportati ed aiutati. Grazie ancora, Grazie. In bocca al lupo. Noi ci fermiamo, torniamo fra pochissimo, parleremo di altro, fra non molto parleremo di un modo diverso di emancipare, fra virgolette, passatemi il termine, ancora di più le donne grazie ad alcuni, ad un corso particolare, ma ne parliamo fra pochissimo, restate insieme a noi.
buongiorno Sicilia insieme a voi, grazie, buongiorno anche a Veronica Laguardia che è la fondatrice di Crew Vision. Buongiorno. Buongiorno. Che cos'è Crew Vision intanto? Allora, Crew Vision è il ramo di azienda di Aproca, che è una società cooperativa che si occupa dal 1980 in Sicilia di formazione professionale e di formazione anche per le aziende. E adesso avete un progetto ambizioso? Moltissimo. Perché questo progetto, che si chiama Donne Smart nel Wine and Food, punta una fascia di età particolare delle donne. Io ho parlato prima di emancipazione, fra virgolette, delle donne. Sono donne che vanno dai 34 ai 50 anni, che hanno una possibilità di potersi, come dire, rimettersi in gioco. Assolutamente, la parola chiave del nostro progetto. Infatti il nostro motto è sogna, osa, conquista. In Donne Smart noi cerchiamo di creare un legame tra le donne che in questo momento appunto sono inoccupate, il mondo del digitale e il nostro meraviglioso patrimonio enogastronomico siciliano. È infatti un progetto di reinserimento lavorativo per chi ha voglia di rimettersi in gioco attraverso un percorso di formazione nella comunicazione e nel marketing digitale, applicato però al settore proprio enogastronomico, che è un settore appunto molto vasto e in grande ascesa, per fortuna. Ci sono stati due momenti, anzi uno già c'è stato il 22 di settembre, ce ne sarà adesso un altro che è il prossimo 20 ottobre, quindi fra domenica, qualche giorno. Esattamente, fra 5 giorni chiudiamo definitivamente la possibilità di candidarsi al progetto. Ci tengo a dire che il progetto è gratuito perché è finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale, perché l'obiettivo appunto è dare a quante più donne residenti in Sicilia possibile questa opportunità di formazione, ma anche di avere un supporto di orientamento al lavoro, di coaching, per poi finire con dei colloqui con aziende del settore. A candidarsi? Perché magari chi ci sta ascoltando e vuole candidarsi, come può fare? È facilissimo, basta andare sul nostro sito crewvision.it/donnesmart, ci trovate anche sui social. Entro domenica ci sono tutte le indicazioni online, c'è il bando da scaricare e si può scegliere dando 2 preferenze tra 5 corsi. In realtà per 2 corsi noi già abbiamo fatto le selezioni che sono andate molto bene la scorsa settimana, tantissimo entusiasmo, moltissime donne motivate da tutta la Sicilia, anche con progetti futuri proprio applicati al settore enogastronomico in Sicilia e in Italia. E in questo momento sono ancora aperte la possibilità di candidarsi per 3 corsi che sono molto specialistici. Uno è sull'e-commerce del settore enogastronomico, l'altro è User Experience Design, che spiego brevemente di che si tratta. Cosa significa magari per chi ci segue da casa? Pensiamo a chi si occupa di grafica, è un livello ancora più avanzato perché si occupa di progettare l'esperienza utente, quindi tutto quello, quando noi andremo su un sito internet, ci colleghiamo dal nostro smartphone, ci colleghiamo da PC, quello che noi vediamo in un sito è stato progettato da un UX designer, quindi un esperto dell'esperienza utente che facilita anche la navigazione su questo sito. Questi sono corsi, quelli che fate voi online. Sì, assolutamente. Ed è un grande vantaggio. Sì, un punto di forza del nostro progetto. Tant'è che, insomma, in qualche modo, scrivete voi nelle vostre note, che insomma si favorisce anche la conciliazione tra la famiglia e la formazione, perché non bisogna neanche uscire di casa, non c'è la necessità proprio fisica di spostarsi. Sì, infatti le candidate che in questo momento hanno fatto richiesta sono da tutta la Sicilia, dalla collina alla montagna, si stanno comodamente a casa, riescono a organizzare la propria vita privata, la vita familiare, in modo tale da già beneficiare di questo vantaggio, di questa flessibilità che dà il digitale, cosa che magari poi si riporterà anche nel mondo del lavoro. Poi però, finito il corso, diciamo così, andiamo un po' più avanti, noi ci portiamo avanti, c'è la possibilità concreta per chi partecipa ai vostri corsi, finalizza i vostri corsi, di avere l'opportunità di frequentare le aziende, alcune aziende, quindi si passa dalla teoria a quello che è la pratica vera. Assolutamente, i corsi inizieranno tra ottobre, uno inizia proprio lunedì e altri a novembre. Nel 2025 organizziamo diversi colloqui con aziende sia siciliane ma anche italiane, perché appunto vogliamo ampliare quanto possibile il bacino, e sono tutte aziende sia del settore digitale oppure anche del settore enogastronomico, che chiaramente vogliono implementare meglio il proprio dipartimento di comunicazione in azienda. Ma questo è un modo anche per questi corsi digitali, insomma la vostra iniziativa
serve anche ad ampliare l'utilizzo e la diffusione del digitale, anche magari in persone che utilizzano semplicemente lo smartphone, questi device solo per diletto, ma poterlo utilizzare per un lavoro. Sì, in parte sì, nel senso che i primi 2 corsi che già sono in prossimo avvio erano rivolti a chi magari non aveva una gran conoscenza del mondo digitale, e sono infatti 2 corsi di marketing digitale, uno applicato al settore food e uno al settore vino, mentre gli altri 3 per cui ancora sono aperte le candidature in realtà presuppongono un background, quindi una formazione già pregressa. Volevo aggiungere che prima mi è sfuggito, uno degli ultimi corsi per cui è ancora possibile candidarsi è quello di Big Data Analyst, che è molto importante perché è molto richiesta questa figura oggi dalle aziende, ossia chi con competenza analizza i dati che stanno alla base di qualsiasi buona strategia di marketing. Quindi insomma ci sono delle buone opportunità professionali proprio. Oggi il mondo digitale ci pervade, e quindi cercate soprattutto voi di fare in modo che ci sia veramente questa fusione con quello che è il futuro anche nel mondo del lavoro. Mondo del lavoro che vede una grande differenza, prima dicevamo di emancipazione della donna, perché torniamo poi a quello che è la questione vera, cioè l'impiego lavorativo, cioè le donne che lavorano sono in percentuale ancora al di sotto, molto al di sotto rispetto a quella che è l'occupazione maschile. Sì, assolutamente. Un dato che mi sento di condividere, che secondo noi è molto allarmante, è perché ci ha ispirato anche nel creare questo progetto il fatto che comunque nel Global Gender Gap che viene fatto ogni anno dal World Economic Forum, l'Italia è molto molto in basso e negli ultimi 10 anni è retrocessa, invece di migliorare torniamo indietro. Quindi è chiaro che da vari punti di vista la donna è sempre in una situazione di svantaggio, e questo sicuramente attraverso la formazione e la conoscenza può solo elevarsi. È difficile fare previsioni, è difficile chiaramente dire poi questi corsi a che cosa porteranno alla fase finale, però chiaramente in un vostro piano finale immaginate che ci possa essere occupazione per una percentuale di questi partecipanti, di queste partecipanti ai vostri corsi. Assolutamente, siamo persone molto concrete, e soprattutto in questi progetti abbiamo degli obiettivi precisi da raggiungere. Noi selezioneremo 90 candidate in Sicilia, che comunque non è un numero da poco. Il nostro obiettivo è almeno di collocarne il 50% con contratti o di lavoro subordinato oppure di tirocinio, per iniziare magari a conoscere l'azienda. Quindi comunque almeno, ripeto, il 50%. E quindi già ci sono dei numeri concreti, dei dati veri che porteranno poi a almeno 45 di queste donne, di questi partecipanti. Potrebbero anche essere di più, chissà. Speriamo di sì. Allora, in bocca al lupo per questo progetto a Veronica grazie. Laguardia, che è la fondatrice di Cruvision, donne smart nel wine e nel food. Grazie per essere stata questa mattina a Buongiorno Sicilia. Grazie. Facciamo ancora una breve sosta e poi ancora altre notizie e altri ospiti con Buongiorno Sicilia. Rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia, e adesso un altro ospite da Roma in collegamento con noi. C'è Giovanni Crisanti, che è il fondatore, buongiorno, di L'Associata. Buongiorno. Cos'è L'Associata? Così magari cerchiamo di capire. Assolutamente, buongiorno a voi. L'Associata è un'associazione che nasce ormai 6 anni fa da 6 universitari e si allarga, ormai siamo parecchie persone, e con cui abbiamo coinvolto negli anni diversi ragazzi e ragazze, studenti, professionisti, comunque ovviamente nell'ambito giovanile, ma sempre nel confronto con esperti, rappresentanti politici, rappresentanti delle aziende, per cercare di portare all'inizio proposte per la nostra città a Roma, e successivamente adesso ci stiamo provando ad occupare anche di questioni che riguardano tutte e tutti, non solamente la città. Dottore Crisanti, perché l'Associata? Perché l'Associata? Perché è un gioco di parole che tendenzialmente vuole suggerire che ci si deve mettere insieme, non tanto associarsi in quanto associazione necessariamente, ma in quanto persone, per risolvere i problemi, dimenticandosi
delle differenze, cercando di guardare ciò che ci accomuna, ovviamente trovando anche una sintesi. E adesso ciò che ci accomuna qual è? Il fatto che è difficile staccarsi dal lavoro? Le faccio questa, gliela butto lì così. Va benissimo, dunque, lavoro poi stacco è una battaglia che stiamo portando avanti ormai da un anno, che è diventata proposta di legge. Il mese scorso è stata depositata alla Camera la proposta di legge ed è un lavoro che stiamo portando avanti che mi creda è molto difficile, perché siamo in un tempo in cui i telefoni, io ci ho scritto qui dietro stacca, sono ormai parte integrante della nostra vita privata e professionale, e per questo oggetto passa tutto ciò che è appunto vita privata, famiglia, amici e lavoro al contempo. Quindi che succede? Che noi dalla mattina quando ci svegliamo alla sera prima di andare a dormire, a volte anche durante magari il sonno quando ci svegliamo e non sappiamo come passare il tempo, abbiamo un caos totale che ci porta ad avere anche spesso dei problemi, soprattutto quando appunto dovremmo aver staccato dall'orario di lavoro, ma veniamo contattati in continuazione, non necessariamente, io dico sempre, dal datore di lavoro, ma anche dai colleghi, semplicemente per portare avanti questioni lavorative che in teoria andrebbero viste il giorno dopo. Questo però, ci tengo a dirlo se ho il tempo, non significa che dobbiamo lavorare di meno o lavorare poco. Significa che però se ci sono più o meno 3 italiani su 5 che lavorano sempre oltre le 40 ore previste dal contratto, abbiamo un problema. Cioè, se dobbiamo decidere che lavoriamo di più, allora aggiorniamo i contratti, facciamo sì che esista una reperibilità pagata, facciamo sì che ci sia uno straordinario pagato o comunque da poter recuperare. Tutto questo non avviene e quindi noi vogliamo una legge, perché purtroppo prima di incidere sull'aspetto culturale, il buon senso che viene giustamente citato da molti con cui parliamo per quanto riguarda questa legge, bisogna incidere anche dal punto di vista legislativo. Dottore Crisanti, la interrompo, poi torniamo su questo tema che è molto interessante, ma è anche un modo per recuperare del tempo agli affetti, del tempo per se stessi, è un modo per in qualche modo recuperare spazi che si sono persi. Assolutamente, cioè il tema è proprio questo, non è che noi vogliamo semplicemente fare una battaglia sul lavoro che è sacrosanta, ma noi vogliamo rimettere al centro la persona, cioè la tecnologia è utile se aiuta le persone. La deriva che sta prendendo, e io ne sono vittima perché faccio parte della cosiddetta generazione Z, è quella di alienarci sull'oggetto digitale e non vivere più la vita normale, e tutto questo porta da un lato a vivere troppo nel digitale sia l'aspetto professionale che quello umano e personale, e dall'altro a quel poco tempo che dedichiamo alla vita anche personale e privata a distrarci, cioè ad aprire 1000 file, 1000 pop-up che ci ricordano dei nostri doveri, di tutto quello che dobbiamo fare al di là appunto del goderci un momento insieme o di affrontare un problema, insomma tutto quello che conosciamo. E allora con questa proposta di legge abbiamo già detto a che cosa mirate, ma ci sono alcuni punti significativi da evidenziare? Assolutamente, noi abbiamo agito su 3 livelli. Il primo è quello del sancire che deve esistere un diritto alla disconnessione, che se viene violato deve essere motivato, quindi chi ti scrive ti deve dire perché è urgente il fatto che ti scrive, e recuperato, quindi se c'è un tempo del lavoro al di fuori dell'orario deve essere valido, anche se appunto consiste in una telefonata o in una mail o in tutto quello che appunto può riguardare la sfera digitale. Il secondo è quello che invece riguarda la connessione, perché ricordiamoci che oltre al diritto alla disconnessione deve esistere anche quello alla connessione. Quindi io devo essere messo nelle condizioni di avere degli strumenti digitali che funzionano e un'educazione all'utilizzo di quella tecnologia che mi consenta di vivere appunto il rapporto con la tecnologia in maniera sana. Il terzo livello, che è il primo secondo me da mettere in luce, è quello della cultura di una tecnologia appunto utile alla persona. Che significa? Quando un ragazzo o una ragazza inizia a lavorare, spesso gli viene messa in testa l'idea che lavorare di più è figo, lavorare di più è giusto, e tutto quello che appunto è in più è dovuto, non è un qualcosa appunto di più, non è un qualcosa semplicemente di lodevole, è un qualcosa di dovuto. Ecco, se noi invece riusciamo, come vengono fatti i corsi per la sicurezza, a fare anche in qualche modo una sensibilizzazione su un rapporto sano con il proprio lavoro e con le proprie tecnologie, allora forse si riuscirà, attenzione, a lavorare il giusto e a produrre di più.
perché spesso poi quello che succede, proprio per il discorso che facevamo prima sull'intersecarsi fra vita privata e vita professionale, è che il tempo che dedichiamo al lavoro non è veramente dedicato solo al lavoro, ma abbiamo in testa e sul telefono 1000 altre cose. Se invece facciamo lavoro di qualità e vita privata possibilmente di qualità, forse il lavoro sarà migliore e anche la nostra vita e la nostra salute mentale. Allora, questo disegno di legge che avete voi in mente prevede anche delle sanzioni, cioè voglio dire sì, si fa la legge ma ci devono essere anche delle sanzioni perché la legge poi debba essere rispettata, si possa anche rispettare in maniera obbligatoria. Sì, la sanzione ovviamente vuole essere una moral suasion per cercare di dire non esagerate, a meno che non sia urgente, ad utilizzare questi maledetti telefoni, queste mail, questo WhatsApp, eccetera, al di fuori dell'orario di lavoro. Se viene fatto, teoricamente, appunto, colui o colei che riceve il continuo input, la continua richiesta al di fuori dell'orario di lavoro potrebbe, secondo la proposta di legge, segnalarlo alle autorità e quindi lasciare che il datore di lavoro o la persona che appunto insistentemente cerca di lavorare attraverso mezzi tecnologici al di fuori del lavoro in una sanzione che appunto ricordiamolo, cioè deve essere l'ultimo step di una serie di questioni che dovrebbero portare appunto a evitare che si incorra in queste situazioni. Concretamente questo vostro progetto, questa legge, in quanto tempo, visto che l'Italia è molto indietro da questo punto di vista, potrebbe diventare realtà? Questa è una bella domanda. Noi l'abbiamo depositata alla Camera, cioè noi, i nostri ovviamente i deputati che sono primi firmatari di questa legge, che sono Scotto, Ascani e Braga, con l'idea e la ricerca di un campo appunto più ampio che possa poi farla approvare. E possiamo anche dire che nel breve dovremmo cercare anche di fare lo stesso lavoro al Senato. Questo consentirà, per il sistema appunto complesso italiano delle due Camere che sono quasi una fotocopia l'una dell'altra, di portare avanti il lavoro di in qualche modo allargamento politico delle forze che potrebbero approvare questa proposta di legge e cercare di farla approvare. Però quello che posso dire è che la settimana scorsa è stato approvato un ordine del giorno, che è un atto di sindacato ispettivo legislativo che impegna il governo, che è stato accettato dal governo proprio con il monito ad impegnarsi per approvare delle disposizioni in materia di diritto alla disconnessione. E anche l'Unione Europea, nell'impegno per quanto riguarda la commissaria Minzatu, che ha la delega appunto al lavoro, nella lettera di missione che la von der Leyen, la Presidente della Commissione, le ha indirizzato, c'è la citazione del diritto alla disconnessione come uno degli obiettivi da raggiungere. Allora, grazie al dottore Giovanni Crisanti, che è il fondatore di L'Associata, ci ha aperto, diciamo, una finestra su quello che comunque tutti quanti noi conosciamo e viviamo ogni giorno della nostra vita, a proposito delle difficoltà di potersi magari ritagliare spazi, anche piccolissimi, durante le 24 ore, spazi diciamo privati che non siano di carattere lavorativo. Grazie e buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie a voi, buon lavoro. Ecco. E adesso c'è un aggiornamento. I carabinieri di Palermo hanno effettuato una maxi operazione di controllo setacciando, stiamo vedendo le immagini, il quartiere San Filippo Zen, identificate 125 persone, controllati 52 veicoli, molte le contestazioni al codice della strada. Con l'ausilio dei tecnici dell'Enel sono stati accertati e contestati anche 14 casi di furti di energia elettrica realizzati attraverso pericolosi e precari allacci abusivi alla rete. 24 le persone denunciate per occupazione abusiva. Questo è dunque l'aggiornamento che arriva da Palermo. Adesso le pillole di Almanacco e poi subito dopo vedremo cosa dicono le stelle per questa giornata con Marco Amato. Il 15 ottobre è la giornata internazionale delle donne rurali. Questa giornata è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007, al fine di riconoscere il ruolo chiave e il contributo delle donne rurali, comprese le donne indigene, nel rafforzamento dello sviluppo agricolo e rurale, nel miglioramento della sicurezza alimentare e dello sradicamento della povertà
povertà rurale. Le donne rurali rappresentano oltre un quarto della popolazione mondiale. Molto spesso il loro ruolo attivo di sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile del pianeta non viene riconosciuto. Ma come può essere trasmesso il calore? I processi di trasmissione dipendono dalla struttura atomica dell'oggetto e sono 3: convezione, conduzione e irraggiamento. Quest'ultimo è il metodo per cui l'energia termica è trasportata dagli infrarossi, una forma della radiazione invisibile all'occhio umano. Gli infrarossi vengono trasmessi da tutti gli oggetti caldi, ma in particolare dal Sole. Ed è proprio questo il metodo di trasmissione del calore che ci fa percepire la sensazione di calore sulla pelle. Adesso è il momento, come anticipato, delle stelle. Vado da Marco Amato. Buongiorno, tazzina elegantissima questa mattina. Ci sono anche dei richiami dorati. Sì, oggi è un po' più elegante e leziosa perché volevo parlare di danza e quindi balliamo anche sulla mia tazzina con questo lezio raffinato di un valzer dipinto su questa tazzina un po' più preziosa delle altre. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Allora, di cosa parliamo stamattina? Allora, oggi parliamo di una bellissima ballerina che in realtà nella vita è un'attrice, una presentatrice televisiva. Parliamo di Bianca Guaccero, che ha stupito tutti, soprattutto i giudici di Ballando con le Stelle, con ben 5-10 a terza puntata. Mai visto, mai raggiunto un risultato così eclatante già nelle prime fasi di questa kermesse amatissima dai telespettatori italiani. Ebbene, la bella Bianca ha stupito tutti con la passionalità della sua danza e con l'immensa bellezza. Ecco, Bianca appartiene al segno zodiacale del Capricorno. Il Capricorno è un segno assolutamente tecnico, molto razionale, a volte anche un po' rigido. Il Capricorno non fa nulla che non è sicuro di riuscire a fare bene, quindi sicuramente Bianca ce l'ha messa tutte, anche se ha fatto un qualcosa per cui tecnicamente è agli esordi, ha assolutamente dato il massimo. Il valore Capricorno è il valore della sapienza e della conoscenza, proprio perché è l'ultimo segno di terra. Lo zodiaco quindi ci informa che la realtà finisce in Capricorno, quindi la saggia capretta che lo rappresenta vuole convogliare dentro i suoi gradi zodiacali tutta l'esperienza umana fatta per pensare che c'è qualcosa di più, che vada oltre. Quindi a volte il distante Capricorno è perso nella contemplazione di un tempo e di uno spazio ulteriore che non sempre la natura umana è disposta a contemplare. I saggi Capricorno, peraltro, proprio oggi godono di una luna molto favorevole, perché le stelle oggi si dispongono molto bene per i segni d'acqua, una luna in pesci che fa spettacolo proprio perché crea aspetti un po' con tutta la ruota zodiacale, quindi pesci protagonista in assoluto, bene anche Cancro e Scorpione, ma anche i favoriti che sono Capricorno e Toro. Quindi è un'ottima giornata per questi segni zodiacali. Cosa faranno gli altri? Una luna così dolce e razionale, piena di sogni con Nettuno, ma anche piena di coscienza con la congiunzione di Saturno, che è proprio il pianeta del Capricorno, che per adesso alberga in Pesci, renderà possibili i sogni, i desideri, le aspettative. Acquario e Leone, che sono i segni dell'Io, stanno trovando finalmente la maniera oggettiva per concretizzare i loro sogni e progetti. Gemelli e Bilancia invece attendono ancora un po' condizioni migliori, i Gemelli in termini lavorativi, i Bilancia più in termini sentimentali. Cosa fanno i segni di fuoco, quindi Ariete, Leone e Sagittario? Con una luna così acquatica potrebbero avere delle piccole retrospettive, dei piccoli pensamenti, soprattutto l'Ariete che guarda un po' al passato, il Leone che vuole sempre vederci chiaro in amore e che non si convince mai che si vede solo ciò che si vede. Il Sagittario invece dovrà rinunciare magari a un progetto a cui tiene tanto per aspettare dei tempi migliori. Non è questa la condizione giusta, ma l'idea è buona, quindi andrete avanti. E con questo vi auguro una splendida giornata. Grazie Marco, a domani mattina, buon caffè a te, torno da Emanuela per le ultime dai giornali, dai quotidiani. Sì, ti parlo di una piccola
rivoluzione digitale, Angelo, se ti dovessero fermare i carabinieri nei prossimi Solo i mesi, carabinieri? i carabinieri, polizia, le forze dell'ordine, diciamo, e ti chiedono appunto i documenti, quindi patente, libretto. Il libretto non lo so, ma la patente la puoi esibire con lo smartphone, perché sta per esordire il portafoglio digitale, quindi patente e tessera sanitaria entrano nello smartphone, ma questo è soltanto l'inizio. C'è da avere paura allora. Forse sì, perché, siamo tutti praticamente osservati speciali sulla rete, no? Esatto. No, ma in realtà, per esempio, in questo articolo si dice che magari può essere un aiuto per chi dimentica a casa il portafogli. Il problema è se perdi poi il cellulare, diventa un dramma di quelli pazzeschi. Quindi mercoledì l'esordio sull'applicazione Io per i primi 50.000 italiani, dal 5 dicembre sarà disponibile invece per tutti. Quindi adesso potremmo usare questo portafoglio digitale solo per interazioni in ambienti fisici. Gradualmente però questo uso verrà allargato. Anche agli ambienti virtuali, diciamo esatto, così. Esatto. Allora, inizialmente si potranno caricare tessera sanitaria, patente e carta europea della disabilità. Poi col tempo potranno anche essere inseriti i certificati anagrafici, la tessera elettorale, la firma digitale, il fascicolo sanitario, servizi di pagamento e altri servizi pubblici, come per esempio gli abbonamenti per il trasporto e anche privati. Quindi... il telefono si impossessa sempre più di noi. Esatto, non siamo noi che ne facciamo un uso, ma è lui che ormai usa noi per... Grazie Emanuela, a te, grazie. Angelo. A domani mattina. Noi chiudiamo come sempre con una nota musicale. Stamattina ricordiamo Fedez, perché è il suo compleanno, 15 ottobre del 1989, è nato a Milano. Nell'ultimo periodo ci sono state tante polemiche attorno alla sua persona, noi però preferiamo ricordarlo, come dicevo prima, con la musica, con Disco Paradise, che è stata una delle hit dell'estate, assieme ad Annalisa e gli Articolo 31. A domani con Buongiorno Sicilia.